Benvenuti a tutti voi che mi guardate, io sono Francisco Ramacciotti e spero che vi piaccia l'intervista che farò a mio nonno. Lui è nato il 22 dicembre del 1930 nel Veneto. Beh, veniamo. Avanti? Ciao. Ciao, 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 come stai? Tutto bene, ecco qui lui. Eh. Lui è mio nonno Guido Liberali. Vieni, Guarda, sediamoci. vediamoci. Bene, cosa vuoi sapere di me? No, io voglio farti varie domande. Sì, appunto. Così per conoscere un po' di più come è stata la tua vita nel Veneto. Sì. Bene, incominciamo. Dove Bene. sei nato? Io sono nato a Cusignana, comune di Arcade, Treviso. A 17 anni sono andato con la famiglia, diciamo, a Castelfranco, Veneto. E là mio papà ha comprato una casa, e l'ha rimodernata un poco. Non ti ricordi qualche canzone o filastrocca di quando eri piccolo? Bene, sì, si giocava, per esempio, non so, io mi ricordo per esempio che si faceva, per esempio, vediamo. la mamma morta, petta sulla porta, petta sul balcone, dare una sciaffa, toppa roba. Perché quello? Bene, ora ti passo Manina Bea. Passiamone un po' che sia meno aggressiva, non so. Manina Bea, dammi volta. Sì. Manina Bea, dove sei tu andata? Dalla nonna, coste garato, puente latte, gatti. Qualche ti regalavano per le feste? Io appunto per la Befana, che c'era una calza che dentro si trovava una stracanassa o un'arancia o carobola, poi nient'altro, così. No, è successo, non so, che a qualche tuo fratello, qualche tua sorella si sia mai trovato un pezzo di carbone? Sì, non so, non credo perché non avevamo A del casa tua che carbone. mangiavate normalmente? E noi perlomeno così alla mattina era polenta e latte. Avevamo latte, se no si comprava dai vicini. Buono, a mezzogiorno così insomma dipende, però a volte c'era qualche pezzo di pollo o coniglio, però molto poco, cioè noi a mezzogiorno, cioè la carne di vacca non si mangiava mai. No? Non mangiavate mucca, niente? Mai mangiato. No, neanche una volta all'anno? Noi mangiavamo conigli perché avevamo molti conigli, qualche pollo, così, tacchino, perché si andava a pascolare così, insomma, allora avevamo questo. Cossicare della carne? E si mangiava la minestra, un piatto bel grande di minestra, così via. E la sera si mangiava magari un pezzettino di salame, perché come si uccideva il maiale una volta all'anno, sempre c'era qualcosa, insomma, così da... Se facevate salamino, buonissimo. Però quello. così, insomma, no. E il pane si vedeva, sì, magari, però non tanto. Sì, non Più era che così l'altro era comune. polenta, noi mattina e la sera quasi sempre polenta, a mezzogiorno a volte c'era il pane, insomma, ecco. Tu avevi un piatto che ti piaceva più degli altri? Bene, sì, no, quando faceva il minestrone che ci mettevano dentro, quando si uccideva il maiale, ci mettevano dentro un pezzo di gamba o la coda o una orecchia del maiale, allora il minestrone veniva molto buono. Beh, sei andato a scuola? Sì, sono andato alle elementari fino alla quarta nel mio paese, però poi la quinta non c'era nel mio paese, sono andato nel comune di Arcade, insomma. Bene, così. Dopo ho fatto anche le industriali, sono andato a Conegliano, che erano 18 km da dove sono nato, e bene, si andava in treno, però poi è venuta la guerra e così i bombardamenti e ho dovuto andare in bicicletta. Mio fratello aveva una bicicletta normale, però io, come ero il più piccolo,
se volevo andare a scuola ho dovuto andare però con una bicicletta che al posto dei copertoni c'era un filo di telefono rubato, no io, però si trovava insomma filo di telefono che era molto grosso e buono, tanto davanti di dietro, così si andava con una pinza i pezzi di fil da ferro, perché se si rompeva si aggiustava con la Ora che mi è pinza. venuto in mente, ti ricordi qualche altro aneddoto della guerra? Eh sì, io ero giovane, cioè avevo 14 anni e, buono, e andavo a lavorare, quando avevo 14 anni appunto, andavo a lavorare a fare le trincee lungo il Piave per i tedeschi. Buono, là ci prendevamo un po' di soldi e anche ci regalavano 2 sigarette che io se le vendevo a quelli che fumavano. Ebbene, là ho sentito molte volte quando passavano gli aeroplani che l'antiaerea tiravano, si sentiva le schegge che cascavano, facevano un rumore molto caratteristico, così fischiavano, no? Del ponte della Priula, che è dove passava también anche il treno, e buono, là tutte le mattine veniva un aeroplano 2 e rompeva la via, e di notte loro ricostruivano provvisoriamente lungo il Piave, attraverso il Piave così, e passavano i treni. Io mi ricordo sì che hanno bombardato Treviso pensando che c'era un capo grande e hanno fatto non so quanti mille di morti proprio civili così insomma, perché e noi sopra il balcone, cioè del terzo piano, si guardava e si vedeva il fumo proprio di Treviso. Treviso? Ah, ma grandissimo il bombardamento. Sì. Beh, sai, quest'anno io viaggerò in Italia. Sì. Avevo pensato di approfittare un po' di tempo e visitare anche Cusignano e Castelfranco. Sì. E volevo domandarti che mi puoi consigliare di visitare, già che tu sei vissuto lì. Aspetta un momento. Bene. Bene, guarda un po'. Sì, a Castelfranco, quando andrai a Castelfranco, la prima cosa che devi fare è andare a vedere la Palla di Giorgione, che si trova nella chiesa principale. Naturalmente qua c'è anche la casa del Giorgione, vediamo. E poi insomma, anche se vuoi vedere dove abitavo io, cioè sono vari departamenti tutti uniti, e qua abitavo io, che il fondo c'è le mura di Castelfranco, mentre da questa parte c'è il fondo del teatro accademico, che è molto importante il teatro anche, insomma. Alcune parole in dialetto che ti ricordi? Insomma, mi ricordo quasi tutte, no? Perché posso parlare in dialetto, però tanto per dirti, no, quando mia moglie diceva, bueno, prepara la toia, il piatto, il corteo, il cucciaro, il piron, butta la poenta. Ancora uso una parola in dialetto che tu hai insegnato a mia mamma e che lei ha insegnato a me, una parola veneta che non so, io pensavo che era italiana direttamente perché non è usato da sinché ero piccino. Questa è tocciare, che per esempio io amo tocciare l'uovo fritto col pane, cose che più amo. Sì, che è vero, questa è una parola che anche ti assicuro che i miei figli sapranno, ma sì o sì. Grazie per questa intervista che mi hai dato, così che ti saluto che... Bene, ciao Francesco. Ciao. Beh, mi trovate qua guardando i video che ho fatto con mio nonno. E beh, guardandolo mi si è risvegliata la voglia di visitare qualche posto del quale lui mi ha raccontato. Per esempio fare una passeggiata per le mura di Castelfranco, visitare anche i giardini Volasco, o anche, perché non, andare nuovamente a guardare la pala dipinta dal Giorgione nel 1505 che si trova nel Duomo di Castelfranco, o visitare il teatro accademico, che è uno dei più importanti edifici
è anche uno dei più antichi edifici da spettacolo trevigiano. Nave ciamura rosegata se torno imbrasata da quattro bei cantoni dove la piazza sta altrettanti torioni muri grossi ben piantai che il finir tutti merlai natore granda, se vuol dir veneranda, ga in tel meso un oreoio davvero prezioso, sonando il